Ciao tifosi partenopei, oggi notizie dal Napoli. Si parlerà della sconfitta in Coppa Italia. Conte rompe il silenzio dopo l'eliminazione e svela cosa è successo. E soprattutto, la provocazione dei giornalisti dopo l'eliminazione del Napoli. Cosa ha detto? Scopri subito tutto questo e molto altro ancora. Hai già verificato se sei iscritto al nostro canale? Qui ti aggiorniamo con le principali novità su quanto sta accadendo con la squadra azzurra. Aiutaci a raggiungere l'obiettivo dei 10.000 iscritti al canale. Grazie tifosi azzurri. Cade il Napoli allo Stadio Olimpico di Roma contro la Lazio di Marco Baroni. I biancocelesti proseguono il proprio percorso in Coppa Italia e condannano gli azzurri al quarto KO di fila agli ottavi di finale della competizione. Dopo Fiorentina, Cremonese e Frosinone, infatti, i partenopei si sono arresi nuovamente a questo punto del torneo. Un dato davvero negativo che potrà essere riparato soltanto nella prossima stagione. A tal proposito, ai microfoni di Sport Mediaset, Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni su Lazio Napoli. L'allenatore del Napoli ha analizzato la partita ed ha commentato la prestazione dei suoi giocatori. Occasione persa per le seconde linee. Non sono deluso di loro, ma per l'uscita da questa competizione. Sapevamo che fare la scelta del turnover avrebbe potuto condurci a dei rischi. Tanti giocatori non avevano ancora avuto la possibilità di giocare una partita ufficiale e quindi oggi avevo bisogno di testare e dare la possibilità a tutti di poter mettersi in mostra. Danno l'anima ed era giusto premiarli. C'è dispiacere, ma c'era la necessità di fare delle valutazioni. In merito al turnover, ha dichiarato: turnover eccessivo. Dovevamo fare questo step così come abbiamo fatto per il Palermo, con cui abbiamo vinto 5-0. Quale occasione migliore per dare spazio a questi giocatori? Se non dai l'opportunità, il gruppo lo perdi e nell'intensità e di coesione. Era necessario fare delle valutazioni. Ho cercato di fare il meglio per costruire qualcosa e devo capire cosa ho a disposizione. Ho visto le statistiche. La partita è stata equilibrata. Il possesso e le conclusioni in porta sono alla pari. Abbiamo concesso i 2 gol e dobbiamo migliorare lì. Il terzo gol ad inizio secondo tempo ci ha tagliato le gambe. Potevamo fare di più in alcune situazioni. Rispetto alle ambizioni scudetto, ha affermato: favoriti per lo scudetto? Noi dobbiamo lavorare e pensare a noi stessi. Non c'è peggior sordo di chi non vuole sentire, non c'è peggior cieco di chi non vuole vedere. Continuiamo a lavorare perché c'è da costruire e cercheremo di abbreviare questo percorso. Scorciatoie nella vita non esistono, bisogna seguire la strada designata. Qual è la tua opinione su questa sconfitta? Commentate, ma non fermatevi qui con le novità riguardanti questa partita. Il Napoli esce dalla Coppa Italia contro la Lazio e il giornalista Giovanni Capuano mette subito pressione al club azzurro e al mister. Guarda cosa ha detto. Al termine della partita all'Olimpico, il giornalista di Panorama Giovanni Capuano ha subito condiviso un'osservazione sul suo canale. Conte cambia tutta la squadra ed esce dalla Coppa Italia fallendo il primo obiettivo della stagione. Al Napoli restano da giocare 24 partite nelle prossime 24 settimane. Dire che è strafavorito per lo scudetto è persino riduttivo. Bisogna sottolineare, però, che l'obiettivo di questo primo anno di Antonio Conte al Napoli, come suggerito più volte dalla società e dallo stesso allenatore, non è vincere subito un trofeo ma entrare in Europa dalla porta principale. Gli azzurri devono tornare presto in Champions League. Si tratta di un obbligo quasi morale, per via del livello della rosa. Capuano prova a mettere pressione sul mister, alzando la posta in palio, dichiarando praticamente che oltre al Napoli in campionato non ci sia nient'altro. Eppure, la classifica lì davanti è molto corta, con le prime 5 raccolte tra 4 punti. E dietro agli azzurri c'è l'Atalanta ad un solo punto di distacco. Lascia la tua opinione nei commenti così ne parliamo meglio. Grazie per l'attenzione e a presto con maggiori informazioni e tutto quello che succede nel mondo napoletano. Forza Napoli sempre e tutto per lei.